Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui quando voi siete in mezzo a una mischia di persone, vedete che uno non ci arriva, no? Molti per buonismo girano le spalle e fanno finta di niente, ma la vostra responsabilità è quella di dire come stanno le cose. Ma prima di iniziare, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 nel suo canale YouTube ci saranno le sibille interattive gratuite. Vi ricordo anche che qui sotto abbiamo i link in descrizione del sito capitano.intervista.org che ho creato dal 2015 in avanti, dove ci sono 20 ebook gratuiti da scaricare in cui ci sono le spiegazioni di come utilizzare tanti circuiti radionici, quadranti radiostesici da scaricare in modo gratuito e ne hanno già scaricati più di 150.000. Il vostro maledetto ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. In più con il legale abbiamo una sezione shop dove si possono comprare dei riti propiziatori, ad esempio questo ciondolo, amuleto magico da 150 euro più 10 euro di spedizioni raccomandate. Bene, vi ricordo anche che abbiamo anche il sito, cioè scusate, non il sito, il gruppo, qui sempre il link qui sotto in descrizione, dove potete aggiungervi agli altri 1400 amicizie che si sono aggiunte. Il titolo è Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo un gruppo in crescita. E qui sopra, guardate bene, il numero di telefono per raggiungermi in Telegram, 20 euro 45 minuti. Bene, ho detto tutto, iniziamo un po' a parlare di quelle situazioni in cui qua ci troviamo nella vita. Ve ne racconto una delle mie, così che vi rendete conto il ritmo, no? Più o meno 10-12 anni fa era successo che purtroppo un ristorante in cui c'era una gerente un po' birichina aveva avuto dei problemi con il maletto, no? Ed ero andato a parlare con questa signora e si era visto il peso di questa donna qua, no? Classica persona che dice tutto, contrario di tutto, rinnega tutto, insomma, quelle persone che già sono al terzo divorzio, hanno figli a destra e a sinistra, insomma, quelle situazioni pesanti, no? Era gerente, non pagava i dipendenti, insomma, quelle situazioni veramente pesanti, no? Beh, io ero andato dentro quel negozio, cioè quel ristorante, no? E avevo pesato la persona, che è proprio una persona, insomma, che diceva qualche cosina che non era vera, no? Morale della favola, abbiamo una diatriba, no? Lei chiaramente mente su tutto, arrivano le forze dell'ordine che non sono italiane ma erano di altre nazioni, io gli spiego il caso e gli dico come sarebbe andata a finire la storia. Loro chiaramente dicevano come al solito che il marietto era uno che gridava nel deserto e morale della favola la cosa è morta lì, no? Morta lì, sembrava che io avessi torto e loro perché quell'altro aveva detto delle cose che non erano vere. Passa il tempo e tempo, come dice sempre il marietto, è galantuomo, no? Passa il tempo, passano anni, no? Io ero andato anche a parlare, per dirla tutta, con la padrona fisica dello stabile e avevo raccontato che tipa era la gerente, ma in quel momento lì la gerente mi pagava l'affitto e la padrona dello stabile, no, teneva bottone alla gerente. No? Passano gli anni, il marietto ormai gli aveva spiegato già una volta com'è la situazione, come sarebbe andato a finire il film, ma queste persone chiaramente, perché la gerente pagava, no? Dicendo anche sempre cose che non erano realistiche, no? Insomma, la cosa io me la sono dimenticata, no? Passano gli anni, e un giorno incontro la padrona dello stabile, e mi viene a dire che sai quella gerente là? La gerente là per un anno non mi ha più pagato l'affitto, no? Dopo abbiamo fatto una causa legale, l'ho persa perché ha falsificato la firma. Per tutte queste problematiche io ho perso un totale fra affitti non pagati, ristrutturazione dei locali perché mi ha lasciato il ristorante praticamente in una situazione veramente catastrofica e in più ho perso anche la vista a un occhio perché dello stress di, insomma, di andare all'avvocato, insomma aveva perso 140.000 euro, un occhio e insomma non aveva dormito. E sapete cosa mi ha detto questa signora qui? Mi ha detto, Marietto, tu quel giorno dovevi insistere. Mannaggia se ti davo ascolto. Allora, cari amici, perché vi dico questo? Non perché il marietto ci azzecca sempre, ma perché il marietto l'aveva detto ormai
è una rima che fa quasi, eh. Però il fatto è che quando uno non ci arriva, voi glielo dovete dire. Poi è chiaro che se non vi ascoltano. Però quella signora che era padrona della stabile se lo ricordava bene le parole del Marietto. E dopo 4-5 anni, quando ha perso un occhio, 140.000 euro fra affitti e cause legali e il rinnovo del locale perché gli ha lasciato distrutto, si è ricordato che il Marietto gliel'aveva detto. E spesso incontro persone che nella vita all'inizio magari dicono Marietto è uno che grida nel deserto e poi si rendono conto dopo qualche anno che Marietto aveva ragione. Molti di quelli, ad esempio, che nel 2015 nei miei gruppi social su Telegram mi hanno voltato le spalle, adesso dicono, il Marietto l'aveva detto 5 anni prima. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, se uno è quello che è, nella Bibbia e nel Vecchio Testamento c'è scritto che glielo dovete dire. Poi dopo, se non vi ascolta, o voi l'avete detto. Bene, e ricordatevi, il Marietto l'aveva detto. Grazie, cari amici, e alla prossima. Ciao.